Buongiorno e benvenuti a Focus TG. Apriamo questa nostra edizione con l'escalation di aggressioni contro la polizia locale di Vicenza, perché oggi è stato convocato in prefettura un tavolo di confronto tra l'amministrazione comunale e i sindacati che avevano proclamato lo stato di agitazione della categoria. Per noi ci sono Daniele Garbini e Andrea Benetti. A Vicenza alle mie spalle la prefettura, tra qualche minuto la delegazione dei sindacati della polizia locale entrerà per un incontro presieduto dal prefetto con i rappresentanti del comune. La causa è la polizia locale che in questo momento è in stato di agitazione per una serie di richieste e soprattutto per una serie di incidenti che hanno costretto gli agenti ad andare in ospedale durante l'estate, e su questo poi hanno chiesto strumentazioni adeguate, dei corsi e poi anche altro, vero? Così qui i rappresentanti, cosa chiederete, cosa direte al prefetto? Com'è il rappresentante del CUB? Teresa. Chiederemo varie questioni, a partire dalla formazione continua, formazione operativa, protocolli operativi sulla tipologia di interventi e tutele dal punto di vista della sicurezza, ovvero dispositivi di protezione individuale. Ecco, è un problema proprio anche la mancanza di risposte, perché dopo i primi incidenti voi avete cercato di interloquire e di avere di risposte, vero Fabio Martini dell'UGL? Sì, abbiamo fatto le richieste, come in base dice il testo unico, ci siamo attenuti a tutte quante la normativa, passo per passo. L'RLS ha fatto le varie segnalazioni dovute alle RSVP al datore di lavoro, ad oggi non c'è stata nessuna risposta o nessun aggiornamento, visto anche la gravità degli infortuni. Ecco, e proprio su questa gravità anche degli infortuni c'era la richiesta, anche in alcune situazioni sarebbero stati possibile anche evitarli, no? Perché parlava del taser ma anche di altre strumentazioni. Qual è la situazione? Sì, esatto, attualmente la situazione della polizia locale di Vicenza è una polizia locale che è rimasta ferma come struttura e come dotazione a quella che era la figura del vigile urbano. In realtà la figura della polizia locale nel tempo si è molto evoluta, gli interventi di questi giorni ne sono la prova, quindi la polizia locale ha bisogno di una formazione superiore, di una formazione più specifica, ha bisogno di strumenti e dotazioni adeguate, quale appunto il taser, che è uno di tanti elementi che noi chiediamo, ma inutilmente a quanto pare. Ecco, Simone Maniero sul PL, sì, Sindacato Unitario Lavoratori di Polizia Locale. Ecco, con queste poi premesse poi noi aggiorneremo nel corso del telegiornale quello che succederà questa sera. Nel frattempo lasciamo appunto i delegati entrare e poi appuntamento a più tardi. Allora, in attesa di sapere come andrà questo vertice in prefettura a Vicenza, noi ci spostiamo a Galliera Veneta, dove si trova per noi Vanessa Banzato con Alberto Pivetta per raccontarci una storia molto particolare che ci è stata segnalata da un nostro telespettatore. A te la linea, Vanessa. Buongiorno a te Filippo, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Io mi trovo assieme a Maurizio Lorenzin, che è il titolare dello stabile. Chiedo ad Alberto Pivetta se cortesemente lo può inquadrare. Ci troviamo in via Roma a Galliera Veneta, lo stabile oggi chiuso. Si eseguivano all'interno lavorazioni animali per la realizzazione di farine e quant'altro. Fatto sta, signor Lorenzin, che lo stabile di sua proprietà, che era gestito da un'azienda terza, ha chiuso. E cosa è successo? È successo che l'11 di dicembre hanno chiuso tutto e lasciato a casa tutte le maestranze. 30 dipendenti. 30 dipendenti, poi non hanno più riaperto e il 29 di febbraio è stato dichiarato il fallimento. Non si è più presentato nessuno, qua c'è stato... La situazione che vedete è questa, insomma. Ecco, la situazione che vediamo, ma più che altro che... si odora, Filippo, perché qui c'è un odore tremendo, perché in quei sacchi che state vedendo ci sono dentro delle farine animali. Le farine animali lasciate all'intemperie, come vedete sono cadute, adesso odore ce n'è poco, perché secondo me in agosto era un disastro, la gente si lamentava e logicamente guardate cosa c'è, non so neanche io cosa dire. Un odore tremendo, tra l'altro ci sono farine, ma ci sono anche gli oli che sono rimasti. Animali, sì, ci sono i grassi animali che sono dentro quei silos che possono prendere fuoco, poi c'è tutto l'impianto è gestito dall'olio diatermico. Avevano in gestione anche un capannone qua vicino dall'altra parte dove c'era lo stesso farine animali che hanno preso fuoco e se prendono fuoco di nuovo qua dentro ci sono 30.000 litri di olio diatermico che è infiammabile. Quindi sarebbe una vera e propria bomba? Una bomba ecologica. E nessuno qua, come vedete, non c'è nessuno che si muove, che faccia qualcosa. È da dicembre dell'anno scorso che abbiamo questa situazione.
Voi vi siete rivolti ovviamente a chi gestiva? A chi gestiva, dovevano venire, sì, veniamo a vedere, li abbiamo avvisati che stavano prendendo fuoco, li abbiamo avvisati e non si sono più fatti vedere. Devo dire la verità, abbiamo interpellato anche il sindaco si è dato da fare in tutti i modi per trovare la soluzione e devo anche ringraziarlo, però a tutt'oggi neanche con lui solo lettere e basta. Però la situazione è ingestibile e insopportabile. È insopportabile soprattutto per l'odore, perché come avete potuto sentire anche voi, questo è l'odore che si sente. Sì, ma non è solo l'odore, perché anche lei diceva quando, soprattutto il mese di agosto, c'è stato quella forte calura, lì c'erano vermi, c'erano topi. Topi, vermi, ma le foto, vedere le foto che abbiamo fatto, cioè qui non si poteva neanche camminare, dai vermi che c'erano, le dico la verità. Lei ha pensato di chiamare noi perché non so più cosa fare? Non so più cosa fare perché nessuno viene a muoversi, hanno messo uno di là che controlla le farine che non bruciano, ma ecco, questa è la situazione da 8 mesi e nessuno mi dice cosa fare. Gli abbiamo dato lo sfratto perché settimana scorsa c'è stata la terza udienza per lo terzo sfratto che gli diamo perché non ci pagavano gli affitti e siamo qua che siamo in attesa di sapere se ci rilasciano i nostri capannoni o no, o che se ne vadano e dopo puliamo, facciamo noi, teniamo pulito. Perché al momento voi non potete mettere mano a queste cose? Non possiamo toccare niente perché c'è il fallimento, c'è un custode, c'è un curatore, prima c'era un custode che era il dottor Pivotti che ha creato tutta questa, il dottor Pivotti di Padova, che ha creato questa situazione perché l'ha creata lui. E dopo è successo questo, basta, io posso solo alzare le braccia e la gente viene a chiedermi a me perché, o a me, a mio fratello, che c'è odore, ragazzi, cosa possiamo farci? Non possiamo farci nulla. Anche perché qua ci sono case, sì, fabbriche, ma ci sono anche tante case. Voi stessi abitate qua? Certo, noi stessi abitiamo qua e c'è odore. Qua c'è una fabbrica che fa biscotti, ogni tanto mi chiamano, il gruppo Lago, e cosa ci devo fare? C'è questo odore. Cosa chiede? Chiedo che qualcuno intervenga prontamente, soprattutto per portare via queste farine e dare una pulizia o che, per favore, chiedo che gli diano lo sfratto che vadano via, basta. Perché voi abbiate la possibilità di avere lo stabilimento. Certo. Insomma Filippo, hai sentito una situazione davvero difficile e pesante. Tra l'altro, come diceva appunto anche Maurizio Lorenzin, la gente attorno che si lamenta, continua a lamentarsi per l'odore che posso assicurare è insopportabile. Oggi c'è anche vento, di conseguenza magari viene alleggerita questa pesantezza, vero signor Lorenzin, però resta insopportabile. Beh, l'avete sentito come siete entrati dal portone che c'è odore, oggi c'è vento, ma se venite si pensi in agosto con 40 gradi cosa c'era qua? Sono stati bravi a non chiamarvi prima i vicini qua, sono stati bravi a non chiamarvi i vicini. Certo, quindi odore, ma più che altro anche un pericolo per la salute delle persone che qua ci vivono e qua ci lavorano. Per il momento da Galliera Veneta è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato e al suo ospite in collegamento diretto da Galliera Veneta, provincia di Padova, con la collaborazione tecnica di Alberto Pivetta. Questa mattina verso le 7:30 è stato recuperato sano e salvo il 70enne che si era perso ieri pomeriggio nei boschi di Lozzo di Cadore mentre era alla ricerca di funghi. La svolta stanotte quando i vigili del fuoco sono riusciti con un drone a triangolare il segnale del cellulare con il quale l'uomo era riuscito a chiamare il 112 facendo scattare le ricerche. Fornite le coordinate all'elicottero del SUEM, intervenuto con personale del soccorso alpino, il 70enne è stato finalmente individuato. Alla ricerca hanno preso parte anche i vigili del fuoco e la Guardia di Finanza, a sua volta intervenuta con un elicottero. È stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alla testa la turista padovana, rimasta ferita ieri a Napoli da una statuetta caduta da un palazzo dei quartieri spagnoli.
È ancora in gravi condizioni la trentenne padovana ferita alla testa da una statuetta di onice caduta dall'alto mentre stava passeggiando tra i veicoli dei quartieri spagnoli a Napoli. La donna è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale del Mare, dove è stata sottoposta nelle scorse ore ad un delicato intervento chirurgico per ridurre un'emorragia con edema cerebrale. L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio intorno alle 16. Chiara, trentenne padovana ma residente a Parigi, stava camminando con un amico in via Sant'Anna di Palazzo ai quartieri spagnoli quando all'improvviso ha visto cadere qualcosa dall'alto, prima una bottiglia e poi una statuetta scura che ha colpito la giovane in testa facendola cadere a terra tramortita. Illeso invece la persona che era con lei. Chiara è stata soccorsa da 2 turisti americani, entrambi medici che stavano passando in quel momento, e le hanno praticato un massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei soccorsi che, vista la gravità della ferita, hanno immediatamente trasferito la trentenne all'ospedale del Mare. La vicenda è seguita da vicino dall'assessore al turismo di Napoli, Teresa Armato. La ragazza ieri sera tardi è stata operata e poi stabilizzata e accolta nella rianimazione dell'ospedale, dove è ancora in condizioni stabili. Adesso stiamo cercando di trovare, abbiamo già trovato per la verità, una sistemazione per il fidanzato e per tutti i parenti, per le 2 famiglie, insomma, che adesso stanno arrivando nella nostra città. Noi veramente ci auguriamo davvero che, malgrado le condizioni così gravi, però ci possa essere un decorso positivo di questa terribile vicenda. La prognosi è riservata, fondamentali le prossime ore per capire l'evoluzione della situazione. Per questa mattina sono previsti accertamenti medici per capire le condizioni dell'attività cerebrale. A Napoli in queste ore sono arrivati i familiari della trentenne. Nel frattempo proseguono le indagini della Polizia di Stato per chiarire ogni aspetto dell'incidente, anche se sembra trattarsi di una tragica fatalità. Sia la polizia che immediatamente è accorsa sul luogo e sia i nostri vigili stanno facendo le indagini. Al momento più di tanto non le so dire, so che appunto è stata colpita da una statua, sembra comunque molto pesante. I pezzi della statuetta, un grosso elefante di onice, sono stati recuperati e sequestrati dalla polizia. Grave incendio nella notte a Vigonza nel garage di un'abitazione. Si tratta dei vicini di casa del dipendente comunale a cui a maggio, dopo alcune minacce, avevano bruciato un'auto. Rogo nella notte nel garage di un'abitazione di Vigonza in via Rigato. Le fiamme partite da un'auto si sono estese ad un altro mezzo in pochi minuti alla casa. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco intervenuti perché l'abitazione dove è divampato il rogo è la casa adiacente a quella del tecnico comunale a cui lo scorso maggio hanno bruciato le auto a seguito di alcune minacce subite dal dipendente pubblico che si era occupato in passato dello sgombero di un'area utilizzata in modo non consono come deposito di camion. L'abitazione e il garage da dove sono partite le fiamme questa notte si trovano proprio tra la casa del dipendente comunale e l'area oggetto dello sgombero della polizia lo scorso maggio. I vigili del fuoco sono intervenuti da Padova, Abano, con i volontari di Borgorico con 3 autopompe, 3 autobotti e il carro del nucleo nucleare biologico, chimico e radiologico e 20 operatori. Le squadre sono riuscite a circoscrivere le fiamme e ad evitare un rogo più esteso di tutta la struttura, che comunque è rimasta gravemente danneggiata. Indagini in corso per capire se si tratta di un rogo doloso. Ed ora ci colleghiamo in diretta con Miane, torniamo a parlare del drammatico gesto di una madre a Vidor e lo facciamo con Elena Dal Forno che è in collegamento per noi assieme a Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Elena. Buongiorno Filippo, buongiorno a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Rete Veneta. Alle mie spalle l'officina di Mirko De Osti, il papà che ha perso la figlioletta mia e ha perso l'ex compagna in una tragedia incredibile. Susanna Recchia, la mamma di 45 anni, si è gettata nel fiume Piave insieme alla piccolina ed è stata ritrovata poche ore fa.
È una giornata incredibile, quella vissuta dalla comunità di Miane, che si è riunita e si è stretta intorno alla famiglia, ai familiari e ai 3 figli che sono rimasti minorenni di 13, 10 e 17 anni. Mamma Susanna infatti aveva ben 4 figli, 3 con l'ex marito e la piccolina Mia con Mirko De Osti. Ecco, la novità della giornata è che il procuratore Barbara Sabattini ha stabilito che ci sarà una nuova perizia, quindi una nuova autopsia sui 2 corpi della mamma e della figlia per stabilire con certezza le cause della morte. La donna infatti non si è lanciata dal ponte di Vidor, ma si è fatta semplicemente scivolare dentro l'acqua, quindi diciamo che il procuratore vuole vederci chiaro, vuole vedere le cause reali di tutta la tragedia. Nel frattempo era stata già aperta un'inchiesta per suicidio-omicidio. Vediamo nel primo servizio la ricostruzione della giornata tragica del ritrovamento della donna e della figlioletta e poi ci vediamo per ulteriori aggiornamenti. Sono da poco passate le 10 del mattino quando ogni già flebile speranza si infrange sul greto del Piave tra Pederobba e Crocetta del Montello. Su un isolotto ci sono i corpi di Susanna Recchia e della piccola Mia, madre e figlia, 45 e 3 anni appena. Sono vicine, quasi abbracciate. Di loro si erano perse le tracce da venerdì sera quando il padre della bimba, Mirko De Osti, raggiunta la casa della donna in via Panoramica Miane, non ha trovato nessuno, solo gli effetti personali di Susanna e anche il suo cellulare. Da lì la preoccupazione che diventa progressivamente allarme, poi angoscia con il ritrovamento di una lettera d'addio lunga 5 pagine. La denuncia viene formalizzata al commissariato di Conegliano. Scatta un sabato di mobilitazione, uomini e mezzi si mettono alla ricerca di madre e figlia. La prefettura dirama una foto della 45enne e la targa della sua Tiguan bianca che viene trovata inserata in via Marinai d'Italia a Covolo di Pederobba, a poche decine di metri in linea d'aria dal ponte di Vidor. Per ispezionare l'auto arriva il nucleo della polizia scientifica, di lì a poco giungono le unità cinofile, entrano in azione i cani molecolari che si aggirano nervosamente in zona tra il ponte e una stradina vicina sul retro del cimitero di Covolo a ridosso del fiume. Oltre ai vigili del fuoco ci sono decine di volontari dell'AVAB provenienti da tutte le sezioni dell'area pedemontana. Sono loro che illuminano giorno il ponte e le scure acque del Piave ingrossate a causa della pioggia degli ultimi giorni. La notte non interrompe le ricerche, ma con le prime luci dell'alba l'elicottero dei vigili del fuoco riprende a sorvolare l'area. A supporto ci sono dei droni. L'epilogo dunque a metà mattina, con il recupero delle salme che vengono poi condotte nella cella mortuaria del cimitero di Covolo, dove arrivano i familiari per il riconoscimento. Tutta l'area viene transennata, ma il dolore e lo shock sono incontenibili. Qui tutti hanno sperato fino all'ultimo. Già era successo anni fa sul ponte, che una donna si era buttata col figlio, mi sembra. È successo un'altra volta e siamo tutti dispiaciuti perché speravamo di trovarla. Fa male, sono tristi per loro. Le salme sono state poi condotte all'obitorio di Treviso con la procura che attende i dati sul primo esame necroscopico per capire se procedere con l'autopsia. L'ipotesi di reato, la cui iscrizione è di fatto obbligata, è quella di omicidio-suicidio, con lo stesso procuratore Marco Martani che ritiene la vicenda senza ombre e dal chiaro sviluppo. Per Martani è evidente che la donna era vittima di quella che viene definita depressione maggiore, malattia psichica che spesso non dà avvisaglie o quantomeno è difficile da interpretare per i non esperti, una forma di depressione, ha aggiunto Martani, che fa vedere solo tragedie nel futuro e che come probabile gesto protettivo spinge a portare con sé quanti si amano. Secondo una prima ricostruzione, la donna, madre di altri 3 figli, sarebbe entrata nel Piave non gettandosi dal ponte, ma lasciandosi scivolare già venerdì sera da una riva con lei in braccio la piccola Mia. Sono cose che uno sulla testa di un altro non entra, non riuscirà mai a entrare fino in fondo.
Ecco, naturalmente c'è dolore, c'è sconcerto, c'è incredulità qui a Miane, dove oggi è il giorno del silenzio. Anche il parroco Don Maurizio ha detto che questa tragedia non era visibile, era un male oscuro quello che abitava Susanna, quel male di cui tanta letteratura ha parlato e di cui si fa fatica a trovare sia le cause, sia le risposte, sia le soluzioni. Vediamo proprio Don Maurizio nel prossimo servizio. Certo che la conoscevo, come conoscevo il suo compagno, il suo marito di prima, come li conosco, i suoi figli. Sì, li conoscevo bene e le dico che nessuno poteva neppure immaginare una cosa del genere. Ecco, sono frastornato, non so, mi sento distrutto. Cantava anche nel coro parrocchiale Susanna Recchia, la 45enne trovata morta nel Piave con la figlioletta Mia. Una persona aperta e solare, la ricorda il parroco Don Maurizio, che in mattinata ha sentito anche Mirko De Osti, il papà della piccola, originario di Follina ma meccanico in paese proprio a Miane. A Mirko le ho detto: io non ho parole da dirti, ti abbraccio, ti sono vicino. Ecco, poi lui mi ha risposto e anche lui non ha detto altro. E cosa le ha detto Mirko, padre? Niente, grazie mi ha detto. Difficile, forse impossibile, trovare una spiegazione. Di certo per Susanna, igienista dentale, era un periodo difficile. Recente la separazione dal compagno, a quanto sembra subita, e poi la malattia della figlioletta, affetta da una grave forma di epilessia. Prima di sparire la donna aveva portato con sé i farmaci usati per le fasi acute, gesto che aveva tenuto acceso un barlume di speranza. Questo non è il primo caso a Miane di suicidio, ne abbiamo avuti di recentissimi e io credo che questa fragilità sia qualcosa che tutti abbiamo, no? Sì. In maniera più o meno forte. Poi ci sono situazioni di vita che fanno emergere questa fragilità e non riusciamo più a gestirla. Sullo sfondo la lunga lettera di addio scritta da Susanna, con dei grazie per le persone che l'hanno supportata, ma anche l'ammissione di alcune difficoltà. Poi l'accorato messaggio ai 3 figli rimasti, avuti con l'ex marito: vivete con onestà e con i valori che vi abbiamo insegnato. A loro sarà garantito tutto il supporto psicologico necessario. Stiamo provvedendo, l'assessore in particolare, in contatto con la scuola, e provvederemo a quello che serve. Saprete quindi supportare questi 3 figli? Provvederemo a tutto quello che serve, ci stiamo attivando. In via Panoramica, alle porte di Miane, una pattuglia della polizia presidia l'abitazione di Susanna, dove ci sono i familiari più stretti. È un giorno doloroso e difficile. Sì, è molto difficile. Confidavamo in un esito diverso, abbiamo sperato fino all'ultimo e la nostra comunità è molto scossa. Per questo confidiamo nel silenzio, nella preghiera e anche nella discrezione. Siamo ovviamente vicini alla famiglia e a disposizione per qualsiasi cosa. Ecco, silenzio, discrezione e preghiera. Questo è quello che hanno chiesto sia il parroco sia il vice sindaco e il sindaco di Miane, che ieri proprio hanno fatto una veglia, ne faranno un'altra questa sera alle 20, quindi chiunque voglia unirsi nella preghiera e nel rispetto del dolore di questa famiglia può naturalmente farlo. Chiaramente la tragedia qui è immane, nessuno vuole parlare, ma nessuno vuole nemmeno giudicare, perché non si può entrare nelle ragioni così profonde di un dolore così cupo. Ecco, quindi vediamo adesso l'ultimo servizio, quello dedicato alla veglia e ai conoscenti che parlano di Susanna e la ricordano. Noi vi restituiamo la linea ricordando appunto che stasera ci sarà una veglia qui a Miane per ricordare ancora Susanna e la figlioletta Mia, che sono perite nel Piave 2 giorni fa. A te poi restituisco la linea. Ci sono poche parole, era una mamma splendida secondo me e niente, forse soffriva, non ce ne siamo accorti e questo ci rammarica moltissimo purtroppo, perché è una tragedia che forse si poteva anche evitare, ma purtroppo è
andata così. Dovremmo, penso, fare scudo anche attorno a questi ragazzini, questi bambini che sono davvero meravigliosi tutti e speriamo che crescano comunque serenamente nel ricordo della mamma. Per me è il momento della preghiera, è un sostegno, una vicinanza, così come una preghiera alla famiglia e a quello che è successo. È una notizia che è incredibile, perché non so, un paese piccolo così succede una cosa del genere, c'è da riflettere un po'. Una cosa che sconvolge, anche perché ci sono di mezzo dei ragazzi di una certa età, una bimba piccola che sicuramente tocca molto il cuore e la sensibilità della gente. Non ho parole per descrivere l'avvenimento, insomma. Non possiamo giudicare perché non conoscendo non si sa cosa sia successo. Diciamo che in questi casi non si può giudicare. Lei usa un termine? Non dico in nessun caso proprio, assolutamente, ci mancherebbe altro. È una tragedia e basta. Bisogna tornare a fare i passi all'indietro, guardarsi di più negli occhi, cercare di capire anche l'occhiata furtiva che viene e cercare di catturare quel piccolo disagio che magari in una qualsiasi persona vedi. Tutto sta nel riuscire a capire nell'essere umano cosa sta succedendo. Non è facile, però insomma siamo persone e ci dobbiamo provare. Silenzio e preghiera, quelle due robe, anche perché non puoi fare che. Silenzio e preghiera, tu dici, giustamente. Queste due cose sono le uniche cose che puoi fare. Anche perché non trovarci una quadra o riuscire a fare paroloni o roba del genere non serve. Cioè è una roba di quella là che pesa. E venirne fuori penso che sarà molto difficile e molto pesante. Siamo fortunati, c'è da sperare che la comunità si stringa, ma la gente da Miane basta forza. Una notizia appena arrivata in redazione: a Riese, in via Kennedy, un operaio è caduto in una cisterna. Le sue condizioni sono reputate gravi. L'intervento è tuttora in corso. Sul posto si trova il SUEM, i vigili del fuoco, i carabinieri e lo Spisal. Ed ora parliamo della donna che ha perso la vita dopo un intervento estetico al seno. La procura di Treviso ha accordato il nulla osta per la sepoltura di Elena Comin. L'ultimo saluto alla cinquantenne, mamma di 4 figli, sarà celebrato a Pozzetto di Cittadella, città in cui la donna viveva con la famiglia. L'autopsia ha stabilito che la cinquantenne è morta per un arresto cardiaco avvenuto lo scorso 5 settembre dopo un intervento di sostituzione delle protesi mammarie in una clinica privata di Castelfranco Veneto. Per capire se ci sia stata una connessione tra l'operazione e il decesso bisognerà aspettare l'esito dei prelievi sui tessuti. Ci vorranno giorni prima di avere dei risultati definitivi ed è per questo che la Procura ha deciso intanto di dare il nulla osta alla sepoltura. Per la morte di Elena Comin sono stati iscritti nel registro degli indagati 2 medici, il chirurgo Antonio Di Vincenzo, 65 anni, direttore sanitario della Divi Clinic di Castelfranco, e l'anestesista Fabio Toffoletto, 65enne di San Donà di Piave. Manca l'ufficialità, ma non ci sarebbero dubbi. Alex Marangon aveva assunto ayahuasca nel corso del rito sciamanico a Vidor. Questo è l'esito, il primo esito degli esami tossicologici, altro che purga, ha commentato l'avvocato della famiglia Nicodemo Gentile. Manca ancora l'ufficialità, gli stessi inquirenti parlano di un'analisi molto complessa e in evoluzione, ma non ci sarebbero più dubbi sul fatto che quella maledetta notte tra il 29 e il 30 giugno scorso Alex Marangon abbia assunto dell'ayahuasca nel corso del rito sciamanico all'abbazia di Vidor, per poi essere trovato morto 2 giorni dopo su un isolotto nel Piave a Ciano del Montello. Questo è il risultato forse più significativo degli esami tossicologici effettuati sul corpo del 25enne di Marcon, che nei fatti confuterebbero quanto finora affermato dagli organizzatori del rito, ovvero che quella sera si fosse usato un semplice decotto purgante, così aveva riferito lo stesso Andrea Zuin. I curandero hanno delle medicine che si chiamano purghe e servono proprio per pulirti fisicamente.
Ovviamente quando ti pulisci fisicamente c'è una reazione anche emotiva. Sono purghe che non hanno effetti degli iroidi o psichedelici. Sono purghe che, come ti ho detto, hanno degli effetti fisici molto di rilascio. Altro che purghe, scrive in un post l'avvocato dei familiari di Alex, Nicodemo Gentile, che se da un lato evidenzia come l'ayahuasca sia sostanza vietata, dall'altro si aspetta le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Non si possono somministrare sostanze vietate dalla legge e non si possono consegnare bugie alle autorità che indagano per un presunto omicidio. Purtroppo i due curanderos sono riusciti a volare all'estero, aggiunge Gentile, riferendosi ai due sciamani Johnny Benavides e Sebastian Castillos, che attualmente però, va ricordato, non risultano indagati. L'altro legale della famiglia, Stefano Tigani, a sua volta non si mostra sorpreso. Che Alex avesse sostenuto con la famiglia che sarebbe andato a questa cerimonia dove avrebbero assunto la sostanza è sempre stato sostenuto dalla famiglia ed è sempre stato riferito loro anche da altre persone. Quindi ripeto, adesso a questo primo screening non onestamente, ripeto, letto dalla stampa non mi sorprende, ma mi riservo ogni più compiuta e precisa dichiarazione quando sarà il momento di farla. La procura trevigiana intanto mantiene la linea e aspetta la relazione finale di tossicologici. Solo in quel momento deciderà se aggiungere altre ipotesi di reato a quella già pesantissima di omicidio volontario. In ballo ci sono anche gli esami sui capelli dei partecipanti al rito. La questione riguarda da vicino l'attendibilità delle testimonianze finora raccolte. La valutazione sull'attendibilità di chi ha detto che cosa probabilmente passa anche da questo passaggio, certo. Sono passati alcuni giorni dalla frana che ha interessato la contrada di Sant'Eusebio a Bassano del Grappa, con un grosso masso che incombe sull'abitato. È ancora qui adagiato all'Ulivo, dove si è appoggiato nel corso della sua caduta alcuni giorni fa il masso di circa 10 metri cubi rotolato da questo terreno privato dove c'è un oliveto. Alle mie spalle sono in corso alcuni lavori di bonifica della vegetazione che è stata travolta dalla caduta di questo masso. Rimane ancora il divieto di transito su questo tratto di strada e rimane l'obbligo per il proprietario del fondo di risistemare la frana nella parte più alta, quella in mezzo al bosco, dove i tecnici comunali hanno verificato la presenza di altre masse in movimento. Vista da lontano, la contrada di Sant'Eusebio mantiene tutto il suo fascino, inserita com'è nel contesto ambientale all'imbocco della Val Brenta. Permane ovviamente la preoccupazione per eventuali ulteriori distacchi dalla parte superiore della collina. Stando alle informazioni trapelate dal comune, il movimento franoso sarebbe partito dalla zona boschiva e nulla allo sguardo fa capire quanto grande o quanto pericolosa possa essere. Ulteriori movimenti potrebbero generarsi in caso di nuove piogge abbondanti in grado di allentare la tenuta del terreno. Via Contra Chiesa Sant'Eusebio rimane chiusa nel tratto terminale per 50 metri fino alla verifica di stabilità. Voltiamo pagina, non si ferma la protesta degli operatori sanitari delle case di riposo con contratto UNEBA, che oggi hanno manifestato davanti alla sede di via Vescovado a Padova. Circa 500 persone arrivate da tutto il Veneto in rappresentanza dei colleghi. L'hanno seguita per noi Chiara Gaiani e Francesco Ratai. Sono 500 i lavoratori arrivati qui in via Vescovado a Padova da tutto il Veneto, operatori dei centri servizi anziani, di centri per i servizi alla persona, parliamo di OSS, parliamo di infermiere, parliamo di educatori, protestano contro il rinnovo del contratto, ma contro condizioni di lavoro che vi racconteranno e lo sentirete adesso sono insostenibili. Contratto subito! Siamo qui a chiedere il rinnovo del contratto perché ormai è scaduto da oltre 4 anni. Noi svolgiamo un servizio di assistenza, di cura alle persone fragili. Quindi mi viene in mente quando c'è stata la pandemia, con coraggio noi siamo andati a lavorare, ci siamo presi cura degli anziani, abbiamo rischiato le nostre vite in prima linea, abbiamo lasciato a casa i figli. E con amore, sacrifici, coraggio siamo andati a lavorare, quindi meritiamo veramente essere trattati meglio di così. La situazione è abbastanza pesante. Dopo l'emergenza Covid adesso stiamo sopperendo anche alle carenze di organici
di organico con turni di lavoro massacranti e cariche di lavoro pesanti. Quanto prende al mese? Dopo 20 anni sullo stesso posto di lavoro il mio stipendio aggira intorno ai 1.300-1.350 euro. La problematica di oggi è che rischiamo che tra 20 anni non ci siano più questi servizi per anziani, per disabili, per minori, perché la professione non è più appetibile. OSS, infermieri, nessuno vuole fare più questo lavoro. Perché? Perché con le retribuzioni non si arriva a fine mese. Quanto guadagna al mese? Miseria, miseria. La situazione è una situazione naturalmente di forte carenza di personale, e dove il personale è molto, sotto stress. Noi vogliamo arrivare in tempi brevi a firmare un contratto che garantisca quanto dovuto a queste lavoratrici e lavoratori, in termini di salari ma anche in termini di diritti, perché è un contratto che anche dal punto di vista dei diritti va molto migliorato. Siamo sottopagati. Quanti doppi turni ha fatto questo mese lei? Io allora sono arrivata a cominciare a rifiutare, sono una di quelli pochi che dice no, ho anche la famiglia, ho i figli da seguire, però ci sono i miei colleghi che fanno doppio turni, che smontano dalla notte e lo dicono, puoi venire a farmi un'altra notte, rinunciano ai loro giorni di riposo, lavorano 9 giorni, 11 giorni di fila e poi lavorano. Come lavorano? Perché se mi trovo in turno con uno che lavora da 7-8 giorni, sono io che faccio carico di suo lavoro, perché non lavora, perché non ce la fa a stare in piedi, neanche psicologicamente, come fa a seguire ospiti malati? Ma io mi chiedo, i parenti di questi ospiti fanno delle domande? Io mi fermo qua, vi saluto, grazie mille. Noi rimaniamo a Padova e ci colleghiamo ora con Valentina Visentini e Federico Cibotto per le operazioni che sono iniziate oggi per il varo di un nuovo ponte su cui dovrà passare la seconda linea del tram a Volta Barozzo. A te la linea, Valentina. Sì, buongiorno da Padova, siamo sul Lungargine Sabionari. Diciamo che questa è una delle operazioni più spettacolari dei cantieri per la realizzazione della seconda linea del tram, quella che collegherà il quartiere di Volta Barozzo con la stazione. Si tratta del varo del nuovo ponte di Volta Barozzo, ponte dove scorrerà il tram. Qui con me c'è l'assessore Ragona. Le operazioni dureranno circa 15 giorni perché sono molto lente e graduali, e sono anche piuttosto spettacolari perché come avverranno, assessore? Sì, buongiorno. Allora, intanto il ponte è stato costruito sull'altra sponda, poi è stato inserito un avambecco, che è la parte rossa che vedete alle mie spalle, e ora il ponte verrà spinto alla velocità di circa 2 metri all'ora verso l'altra sponda. La parte rossa, l'avambecco, farà da base e poi si continuerà a spingere fin quando poi dopo il ponte raggiungerà questa sponda e l'avambecco verrà smontato. Un ponte gemello a quello già esistente, e in questo nuovo ponte passerà il tram e anche una ciclabile. Esattamente, è un ponte gemello, un po' più grande per quanto le nuove normative prevedono diverse misure, e è un ponte che darà la soluzione per il trasporto pubblico ma anche per la ciclopedonalità. Infatti il vecchio ponte di Volta Barozzo non era comodo né per le bici, dove anzi o passavano in carreggiata stradale oppure non sarebbero potuti passare sulla parte pedonale, e anche per i pedoni in quanto è un ponte molto scivoloso, un po' problematico. Abbiamo un nuovo attraversamento e quindi un beneficio per tutti, anche per chi utilizzerà l'auto, perché il tram riuscirà a diminuire di molto il passaggio, il traffico qui, e quindi ci sarà anche una via più scorrevole anche per chi è costretto a usare l'auto. Formazione di servizio per quanto riguarda gli altri cantieri del tram in città. Oggi dovrebbe riaprire Ponte Omizzolo. Esattamente, è già riaperto ieri sera, quindi il traffico è tornato su Ponte Omizzolo, che è la parte che da via Morgagni prosegue verso la stazione. In questo modo abbiamo scaricato la stanga, che oggi non ha presentato alcun problema. Grazie mille assessore, da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie a Valentina Visentini. Noi parliamo dell'inchiesta Palude a Venezia. Il Tribunale del Riesame, come saprete, ha depositato le motivazioni del provvedimento con cui ad agosto era stata confermata la misura cautelare per l'ex assessore Renato Boraso. Si parla di una notevole capacità criminale.
Dalle innumerevoli conversazioni captate emergono prassi operative illecite, connotate da una spregiudicatezza indicativa dell'agire all'interno dell'amministrazione orientata a soddisfare interessi estranei a quelli pubblici. Questo si legge in parte nelle motivazioni dei giudici a prova delle corruzioni che avrebbe commesso l'ex assessore comunale alla mobilità Renato Boraso. Il Tribunale del Riesame di Venezia ha infatti depositato le motivazioni del provvedimento con cui lo scorso 1° agosto era stata confermata la misura cautelare in carcere per Boraso e gli arresti domiciliari per alcuni imprenditori. Il riesame sottolinea che l'ex assessore ha dimostrato una totale assuefazione a tale modus operandi, ha sfruttato il suo ufficio per arricchirsi indebitamente, si legge, e con assoluta disinvoltura, se si considera che la notizia di tale prassi illecita era giunta anche al sindaco e che neppure dinanzi al suo richiamo il ricorrente è parso desistere. I giudici ritengono che Boraso fosse perfettamente consapevole dell'illiceità del suo modo di operare. Soltanto così si spiegano le accortezze adottate nel comunicare con i corruttori. Il riesame evidenzia inoltre l'attività di distruzione di documenti potenzialmente rilevanti per le indagini, emersa anche grazie ad alcune intercettazioni telefoniche nelle quali si sente Boraso parlare con la madre di carte da bruciare nella stufa. Il pericolo di reiterazione di reati dello stesso tipo, secondo i giudici, è desumibile dal numero delle contestazioni, dalla reiterazione e protrazione nel tempo delle condotte antigiuridiche e dalla modalità dei fatti di abuso della pubblica funzione nella sua qualità di assessore. Le dimissioni rassegnate pochi giorni dopo l'arresto, dicono ancora i giudici, non sono sufficienti a eliminare il rischio di recidiva alla luce della lunga carriera politica e della fitta rete di relazioni nel mondo imprenditoriale. Ora il legale di Boraso, l'avvocato Umberto Pauro, potrà impugnare di fronte alla Cassazione il provvedimento del riesame, in attesa del prossimo interrogatorio. Rimaniamo in provincia di Venezia e parliamo delle minacce di morte al sindaco di Martellago. Dopo la scorta arriva il risarcimento del Ministero dell'Interno. Andrea Saccarola è stato avvicinato questa mattina da Anna Maria Parisi. Le minacce di morte l'anno scorso al primo cittadino di Martellago, Andrea Saccarola, ed ora, a distanza di 1 anno, il Ministero dell'Interno con una lettera risarcisce lo stesso amministratore, o meglio il Comune, con una quota sostanziosa. Allora, con il sindaco proprio Andrea Saccarola ripercorriamo, sindaco, intanto il contenuto di questa lettera che le è arrivata nel fine settimana appena terminato dal Ministero dell'Interno. È una sorta di è un risarcimento vero e proprio? È un risarcimento non personale, ma che andrà al Comune di Martellago, dove dovrà investire questi soldi per fare dei percorsi sulla legalità. Quindi andremo sicuramente nelle scuole, faremo qualcosa per il territorio, tutto deve essere finalizzato però sulla legalità. Ecco, minacce di morte che lei aveva ricevuto l'anno scorso con un cartello da parte di ignoti che le dice, pubblicato sui social tra l'altro, che le diceva che cosa? Se tagli gli alberi ti taglio la testa, scritto in veneziano, è stato, se non ricordo male, il 17 agosto appunto del 2023, stavamo eseguendo dei lavori di ripristino di via Olmo, un rifacimento di marciapiedi, dove abbiamo dovuto abbattere dei pini Pino Spineo, che tra l'altro avevano anche una verifica da parte dell'agronomo ed erano dichiarati che non erano più stabili, quindi penso che sia stata fatta la cosa più giusta. Dopo il primo abbattimento di 3 alberi abbiamo trovato questo cartello su un albero ancora che era in piedi, appunto di minaccia. Ho fatto denuncia ai carabinieri, dalla denuncia poi si è aperto un iter che si è concluso adesso con questo contributo da parte del Ministero, che ricordo è di 5 milioni a livello nazionale, poi viene suddiviso nei comuni appunto che hanno avuto atti intimidatori, e Martellago è beneficiario di 10.168 euro appunto da rivestire nella legalità. Ecco, poi dell'identità di questo tipo o più persone che l'hanno minacciata non si è saputo più nulla? Guardi, no, nel senso, nel frattempo mi è stata assegnata anche una sorta di scorta, una scorta dove appunto i carabinieri locali venivano in sopralluogo dove abitavo, in zone dove mi trovavo,
però obiettivamente ho sempre dichiarato che secondo me è stato un atto provocatorio più che una minaccia di morte. Naturalmente però si è seguito un iter che è quello giusto, che il Ministero dell'Interno ha ordinato ai carabinieri, quindi ho avuto questa scorta per un po' di mesi e poi si è concluso appunto con questo atto del Ministero che ci viene risarcito con questi 10.168 euro. Senta, ora con il risarcimento lei da un punto di vista proprio emotivo, emozionale, come si sente? Perché immagino sarà stato un anno difficile, duro, nel momento in cui si ricevono minacce di questa portata. Non si dorme tranquilli certamente. Sicuramente ci sono cose molto più gravi, ripeto, io l'ho presa anche bene, obiettivamente trovarsi i carabinieri fuori di casa che ti aspettano quando arrivi a casa, soprattutto con una figlia piccola, da giustificare non è facile, quello posso dire che non è stato semplice. Dall'altra parte sicuramente questi soldi verranno investiti bene, stiamo già parlando con l'assessore alla cultura e al sociale come possiamo reinvestirli, perché comunque è una somma importante che potrebbe essere utile per far capire anche ai miei concittadini la legalità e cosa si può fare per essere sempre più sicuri. Chiudiamo dicendo che gli alberi abbattuti erano alberi ammalati. Allora, guardandoli così nessuno aveva detto che erano ammalati. Dopo ho fatto la verifica dell'agronomo, su 16, 9 sono risultati i primi 9 fatte l'indagine che non erano più stabili. Quindi naturalmente per statistica abbiamo dovuto abbatterli tutti. Naturalmente ci sono nuovi alberature, ci sono dei bellissimi frassini che negli anni, frassini e carpini, che negli anni sicuramente diventeranno grandi, probabilmente non come i pini marittimi, ma comunque il verde e adesso il marciapiede agibile potrà essere usato dai miei cittadini per fare anche una passeggiata. Grazie Sindaco di Martellago Andrea Saccarola, e quindi possiamo dire che adesso questi soldi andranno a beneficio di tutta la comunità. Sicuramente sì, non li avrei neanche voluti, se arrivavano a me li avrei girati sicuramente per la stessa iniziativa. Ringrazio il Ministero perché comunque non è semplice quello che ha fatto, è una cosa importante secondo me e soprattutto lo scopo quello di investire nella legalità. Grazie. Prego. Sono 101 i morti sul lavoro che il Veneto ha pianto nel 2023 nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione della UIL in tutta Italia. A Venezia, mercoledì 18 settembre, è stato noleggiato un pontone che ospiterà 101 bare relative per l'appunto ai morti sul lavoro in Veneto. Partendo dall'isola del Tronchetto, il pontone attraverserà il canale della Giudecca, lambendo la Basilica della Salute e passando davanti a Piazza San Marco e Palazzo Ducale. Il percorso poi si concluderà nell'area dell'Arsenale. Ora riprendiamo con la cronaca. Aveva ceduto una dose di cocaina davanti ad una pattuglia dei carabinieri. A Vicenza è stato arrestato uno spacciatore straniero in corso Santi Felice e Fortunato. È stato disposto l'obbligo di firma per il pusher straniero di 37 anni colto in flagrante da una pattuglia dei carabinieri mentre cedeva una dose di cocaina a lungo corso Santi Felice e Fortunato. L'uomo, un cittadino nigeriano senza fissa dimora, era stato arrestato giovedì sera con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, segnalato come consumatore e cliente italiano a cui era stata venduta la droga. La zona dunque si conferma come punto sensibile della mappa del degrado a Vicenza a causa dello spaccio di droga. I militari erano presenti in zona a seguito di segnalazioni dei residenti e stanno inoltre controllando periodicamente anche gli esercizi commerciali che somministrano bevande ed alimenti in collaborazione con il nucleo antisofisticazione e sanità dei carabinieri. E la Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato per contrabbando una Porsche Cayenne importata dall'Ucraina senza pagare il diritto di confine di 40.000 euro. Il titolare è un imprenditore polacco che è stato denunciato. L'auto del valore di circa 140.000 euro era stata immatricolata nell'agosto scorso e importata in Italia dall'imprenditore residente in Polonia ma domiciliato nel Trevigiano, evadendo appunto i diritti di confine. Nuovo colpo della banda dei trattori nell'Alta Padovana, rubata da un'azienda agricola, una pala meccanica e il proprietario hanno tolto il satellitare. È stato un lavoro da professionisti.
2 trattori agricoli a metà luglio, poi ritrovati a Villafranca Padovana. In agosto un sollevatore telescopico e una macchina operatrice a Cittadella. Nel fine settimana questa pala operatrice del valore di 90.000 euro da un'azienda agricola di Piazzola sul Brenta. È una banda organizzata, quella che sta operando da mesi tra Alta Padovana e Bassanese. Un colpo da professionisti, quello messo a segno sabato notte, quando la banda è entrata nell'azienda di Via Fatima, a ridosso della zona industriale, tagliando la recinzione del cancello e disattivando il satellitare della macchina in meno di un quarto d'ora, operazione da veri esperti, per poi spostarsi in zona industriale e caricare la pala su un camion. Un duro colpo per l'azienda di Nicola Gomiero. Abbiamo fatto molti sacrifici per averla e portarsela via in una notte è traumatizzante. Ho 27 anni, sono insediato 5 anni fa con mio padre e 3 anni fa abbiamo acquistato la macchina cercando di stringere i denti e non ci sono più tracce, non c'è modo di ritrovarla. Nicola Gomiero a Sporto denuncia i carabinieri. Resta grande la preoccupazione in tutti gli imprenditori della zona che temono per mezzi fondamentali per le loro attività di grande valore economico. E ora torniamo a parlare di una vicenda che ha fatto molto discutere. Si è conclusa con la cattura a Cimadolmo della lupa del Piave che si aggirava per la Marca trevigiana, si trovava nelle vicinanze di una sagra. Grazie allo straordinario lavoro del gruppo di cattura coordinato dalla Regione del Veneto con l'aiuto della Polizia Provinciale di Treviso e Belluno, sì, la lupa è stata catturata. Adesso è in custodia presso un luogo protetto in attesa di una sua ricollocazione. Devo anche ringraziare, anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti i sindaci per la collaborazione fattiva. Non era la prima volta che la lupa si avvicinava alla sagra di Cimadolmo. Lì, qualche giorno fa, aveva trovato del cibo. Cittadini che le avevano lanciato degli avanzi. E proprio quella era una delle aree monitorate dalla task force di regione e provincia. Così, quando è uscita allo scoperto, in questo campo, gli uomini preposti alla cattura sono intervenuti. Con un dardo narcotizzante è stata immobilizzata, poi trasportata in un centro per essere visitata. Si tratta di una lupa di circa 34 kg, le sue condizioni sono buone, ha una ferita alla zampa, sarebbe quindi proprio l'esemplare investito da un'auto a Macerata qualche sera fa. Già era da giorni che lo avvistavamo, quindi ha girato quasi tutto il territorio. Finalmente con un lieto evento questo catturare un lupo che sia in buone condizioni e quindi cercare di salvaguardarlo e portarlo nel proprio ambiente naturale. La lupa, recuperata grazie anche alla rete di comunicazione avviata dal comune di Ponte di Piave in questi giorni, è stata sottoposta a esami medici e radiografia dal veterinario responsabile del centro di recupero fauna selvatica della provincia di Treviso. È in salute ed è in un luogo sicuro per i necessari accertamenti sanitari. Nella zona torna la serenità. Essendo un animale selvatico non si sa mai la reazione, non si sa mai come possa comportarsi, quindi era anche oggetto un pochettino d'allarme per le persone che frequentano il Piave, che vanno a fare le passeggiate. Ora, bene o male, è stato catturato, cerchiamo di tornare alla normalità. Fortunatamente la lupa è stata individuata prima dell'inizio della stagione di caccia, lo sostengono gli esperti della task force che hanno bloccato l'esemplare. La squadra di cattura dell'Università di Sassari con il supporto della Polizia Provinciale di Treviso e Belluno e il servizio veterinario dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Proveniva dalla parte dell'Argine e si è presentato come già faceva solitamente, cioè di arrivare dal fiume e avvicinarsi a dove lei sapeva di trovare una fonte di cibo sicura. Ecco, si chiama lupa confidente perché? Confidente perché presenta dei tratti comportamentali anomali rispetto a un animale più selvatico che tendenzialmente presentano tratti di paura verso l'essere umano e di diffidenza. Sono animali molto elusivi, quindi confidenza quando superano questa barriera di paura verso l'essere umano e mostrano questi tratti comportamentali, quindi di avvicinare, venire a prendere da mangiare dalle mani. Ad esempio questo è un animale che veniva a prendere da mangiare nelle mani, una cosa inusuale, non si vede solitamente questa cosa, è un comportamento anomalo, diciamo. Ecco, non... Quando l'avete visto, che reazione ha avuto la lupa?
La lupa si è presentata come al suo solito per procacciarsi la cena, quindi era molto abituata a ricevere cibo direttamente quasi dalle mani degli umani, e proprio io personalmente ho cercato di tenerla lì dandogli della carne a cui era abituata, e siamo riusciti a tenerla sotto tiro e portarla in un posto più in sicurezza, più lontano dall'argine del fiume e dalle persone, e lì siamo riusciti a operare, narcotizzarla e tutto è andato bene. Non ha dimostrato tratti particolarmente aggressivi, però non era per niente spaventata dall'essere umano, e queste condizioni di solito sono le basi per arrivare a episodi molto sgradevoli e pericolosi per l'essere umano, perché comunque gli animali selvatici devono stare in contesti selvatici e anche per il suo benessere la confidenza è il suo peggior nemico. Non è un'anomalia che percorrano fiumi per andare in dispersione e cercare nuovi territori. Ovviamente questo è un sintomo di ambienti già saturi, già comunque con alta presenza, buona presenza di lupi. Essendo il lupo un animale territoriale, tende a difendere il proprio territorio, quindi questi animali che cercano di farsi una nuova casa, un nuovo territorio, trovando territori occupati, vanno ovviamente dove trovano territori liberi. Credo che questo sia un buon esempio di cosa significhi fare rete, fare squadra, ma soprattutto per l'impegno importante che hanno dato in questo tempo, mettendo a propria disposizione non solo la loro competenza, ma soprattutto mettendosi a disposizione dei nostri cittadini, cercando di capire le abitudini dell'animale e mettendosi a confronto con dei territori che chiaramente sono dei territori diversi rispetto a quelli che sono abituati normalmente, su cui si attivano normalmente. Quindi voglio ringraziarli per il lavoro di squadra che è stato fatto e anche per i cittadini, e parlo in questo caso anche di cittadini di Ponte di Piave che hanno eseguito anche le istruzioni che sono state date, ma soprattutto, ripeto, per la disponibilità di tutta la parte istituzionale, dalla regione alla provincia al gruppo di cattura. Davvero ognuno per la propria parte è andato ben oltre il proprio ruolo istituzionale. Si può pensare che sia l'unico esemplare qui nella Marca, o quello visto a Spresiano, Cimadolmo, Derzo, sia sempre stato lei, insomma, che aggirava? Sono animali che non hanno problema a attraversare fiumi. Ci si domandava, l'abbiamo visto da una sponda del Piave, poco dopo abbiamo visto un lupo dall'altra parte del Piave. Pensare che siano due animali per questo motivo qua non è un elemento abbastanza forte per iniziare a dire sono due animali. Un lupo attraversa un fiume tranquillamente senza grossi problemi, anche come un fiume come il Piave, che quando è in piena è bello grosso, ecco. Quindi sicuramente, essendo un corridoio ecologico, il Piave può portare altri animali, però ecco che la probabilità di avere nello stesso territorio due animali così confidenti la vedo bassa, però non si può escludere, lavoriamo con la natura e diciamo le certezze in natura non si possono avere purtroppo. Allora parliamo di sicurezza stradale, partiamo con un dato veramente sconcertante. La polizia locale di Vicenza ha rilevato nel 2023 673 incidenti stradali, una media di 2 incidenti ed un ferito ogni giorno. La tendenza si è confermata anche nei primi 6 mesi di quest'anno. 2 incidenti stradali ed un ferito ogni giorno. È questa la media rilevata dalla Polizia Locale di Vicenza nel corso del 2023 per quanto riguarda la sicurezza stradale nel territorio comunale. La media non presenta flessioni nemmeno in prospettiva, confermandosi sostanzialmente uguale anche per il primo semestre di quest'anno. È quanto emerge dal riepilogo dei dati presentato oggi al comando di via Soccorso Soccorsetto. Nel 2023 gli agenti hanno rilevato 679 sinistri, 2 vittime e 463 feriti. Nel 2024 i sinistri rilevati sono 331, con 2 vittime e 205 feriti. Di particolare interesse per la giunta comunale la mappatura degli incidenti. Ci dà l'idea di quali sono le ragioni. Gli incidenti sono quasi tutti, la stragrande maggioranza, nelle grandi vie d'accesso alla città, quindi Viale Trieste e strada Anconetta, la Marosticana, la strada Pasubio, cioè la Viale della Riviera Benica che arriva da sud, quindi gli stradoni. Perché? Perché negli stradoni si corre e quindi correndo gli incidenti sono tanti e sono pericolosi. 403 i controlli effettuati dalle pattuglie nel primo semestre dell'anno, rilevati 61 veicoli senza revisione e 49 senza assicurazione, 26 verbali per guida in stato di alterazione alcolica o per stupefacenti e 51 per guida con l'uso del cellulare, che restano tra le principali cause di incidenti. Sì, anche questi sono
due dei comportamenti, diciamo, che provocano sinistri, assieme alle mancate precedenze e alla perdita del controllo del veicolo oppure alla velocità non commisurata al luogo. Possiamo fare molto noi come comune, come ufficio mobilità, con nuove infrastrutture, con nuovi attraversamenti pedonali. Può fare molto la polizia locale con controlli mirati, ma può fare tantissimo il singolo cittadino, perché le cause principali sono una irresponsabilità di chi utilizza la strada e che rende la strada insicura. Quindi il grande appello che facciamo ai cittadini è di rispettare le norme della strada per garantire la propria sicurezza e quella degli altri. Quella che si è appena conclusa è stata un'estate terribile sul fronte degli incidenti stradali anche in provincia di Treviso. Il primario del SUEM 118 di Treviso, Ferramosca, lancia un appello a rispettare le regole. È stata anche questa un'estate funestata da molti incidenti, molti anche mortali, e negli incidenti poi la fascia di età è spesso molto giovane. Fino ai 30 anni praticamente è la prima causa di morte di incidente stradale. Quello che fa veramente soffrire è che il pensiero che è l'unica morte evitabile, perché l'incidente stradale è una morte evitabile e nasce sempre e rigorosamente, perché l'incidente non è un incidente, non è un accidente, nasce sempre dal mancato rispetto di una regola. Quindi trasmettere questa informazione, quindi l'importanza del rispetto della regola, e condurre una narrazione con parole corrette, non deresponsabilizzare mai dare la colpa alla nebbia, alla pioggia, alla strada, al platano, perché poi a volte si tende, no? Però è deresponsabilizzante, la colpa è il mancato rispetto della regola. Quindi sì, è una missione che sentiamo tantissimo, proprio perché viviamo tutti i giorni, no? Poi anche questi soccorsi tragici tante volte, quindi ci impegniamo anche a divulgare l'importanza della prevenzione dell'incidente stradale e degli incidenti in genere. E a proposito delle nostre strade, diamo spazio alla denuncia di un telespettatore di Rete Veneta che ci porta in quartiere 25 aprile a Bassano del Grappa. Un po' andando in giro per la città si vede che le asfaltature l'asfalto in generale è ridotto in situazione abbastanza critica. Il nostro telespettatore residente in quartiere 25 aprile a Bassano definisce critica la situazione dell'asfalto di strade e marciapiedi della città. Non è la prima volta che riceviamo segnalazioni che denunciano lo stato di degrado del manto. Con le nostre telecamere siamo stati a Varrovina, ma anche in quartiere Firenze e prima ancora lungo le vie di Marchesane. Buche pericolose soprattutto per ciclisti e pedoni, costretti spesso a procedere a zigzag per evitare di cadere e farsi male. Ci sono delle buche che per i ciclisti e anche per i pedoni sui marciapiedi che insomma ormai credo che sarebbe ora che l'amministrazione cominciasse a prendere in mano un piano di intervento sulle asfaltature stradali della città, un po' in giro dappertutto, perché non è solo un problema di quartiere 25 aprile, è un quartiere un po' generale e finora vedo che le asfaltature sono state fatte in maniera molto... non si capisce con quale logica, perché se voi guardate sono piccoli interventi che magari lasciano poi le buche scoperte, oppure interventi per sistemare altri interventi di scavo che vengono fatti periodicamente nella città, quindi tutta una cosa molto frammentaria, molto parziale. Interventi spot, dice il nostro telespettatore, che invita l'amministrazione del sindaco Nicola Finco a programmare ed eseguire un'opera più radicale e risolutiva di una problematica che si porta avanti ormai da troppo tempo. Credo dovrebbe essere uno degli obiettivi della nuova amministrazione. E con questa segnalazione che ci arriva dal quartiere 25 aprile di Bassano del Grappa noi ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati a Focus TG. L'intelligenza artificiale potrebbe aiutare le imprese artigiane venete senza penalizzare i posti di lavoro, ne è convinta la CNA di Padova e Rovigo, che lamenta la mancanza di 8.300 lavoratori.
Gli artigiani di Padova e Rovigo guardano al futuro e prendono posizione anche sull'intelligenza artificiale, tema del momento. E se è sempre più difficile reperire risorse umane per alcune mansioni, automazione e robotica rappresentano soluzioni strategiche, non solo permettono alle aziende di crescere, ma offrono anche al personale nuove opportunità professionali. Nella sola provincia di Padova, nel 2023, alle aziende del settore mancavano oltre 8.200 addetti. Di questi, più di 3.800 erano difficilmente reperibili. Un dislivello, suggerisce la CNA, che può essere ridotto grazie alla robotica collaborativa e all'automazione, gestiti tramite intelligenza artificiale, in particolare nelle mansioni più ripetitive e faticose, spesso poco attrattive per i lavoratori. Noi artigiani, come sempre, ci reinventiamo, ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di capire quali sono le opportunità che possiamo usufruire. L'intelligenza artificiale è una di quelle. L'intelligenza artificiale ci dà la possibilità per le nostre imprese di attrezzarsi e di guardare con positività veramente al futuro. E così la CNA organizza per il 16 settembre un incontro di formazione mettendo a disposizione un cobot, il cosiddetto robot collaborativo, per una prova pratica. Negli ultimi 6 mesi l'82% degli imprenditori ha investito in innovazione. In attesa dell'ingresso massiccio dell'intelligenza artificiale in azienda, una tecnologia che 2 artigiani su 3 valutano positiva, ottimizza la produzione e migliora l'efficienza e la qualità dei prodotti. Attraverso un'intelligenza artificiale che va a sostituire l'uomo, per cui il nostro collaboratore all'interno della nostra azienda, dove è possibile una catena di montaggio, una lavorazione ripetitiva, possiamo prendere il nostro collaboratore e fargli formazione, farlo crescere professionalmente, dargli stimoli migliori. Cambiamo argomento. Un presidio contro la cessione da parte del Comune a terzi di tutti i dati sensibili di turisti e residenti ottenuti con il ticket d'accesso a Venezia. La protesta sarà questo sabato alle ore 11 di fronte alla stazione Santa Lucia. Sabato 21 ci ritroviamo alle 11 in stazione a Venezia perché riprendiamo praticamente le assemblee informative a cielo aperto che abbiamo tenuto tutta l'estate proprio per informare la cittadinanza di quello che effettivamente comporta il contributo d'accesso. Il presidio per dire no alla cessione dei dati personali che ogni singola persona cede al comune nel momento in cui acquista il biglietto o, tra i residenti e non soltanto, si iscrive al portale di Cafarsetti spuntando la voce in questione. È un mezzo per poter, grazie alla Smart Control Room del Tronchetto, poter effettivamente controllare gli spostamenti di tutte quante le persone che entrano a Venezia. Così facendo il comune a sua volta diventa proprietario di un capitale inimmaginabile rappresentato da decine e decine di migliaia di dati sensibili che poi può rivendere al miglior offerente tra ditte esterne. Si dà praticamente l'autorizzazione al Comune a poter vendere le proprie informazioni che raccoglie grazie al ticket a aziende esterne alla Comunità Europea dove praticamente la privacy non è assolutamente tutelata. Alla protesta di sabato prossimo si uniranno anche tutte le associazioni del territorio con Ambiente Bene Comune che sposterà da Mestre a Venezia il prossimo 6° presidio contro l'intera giunta di Cafarsetti. Rimaniamo a Venezia per i saluti alla città del generale dei Carabinieri Nicola Conforti che dalle prossime ore da comandante provinciale di Venezia assumerà l'incarico di comandante di Legione nelle Marche. È l'ultimo giorno che mi vedrà comandante provinciale qui in questa splendida città metropolitana e dal 16 settembre sarò nelle Marche con sede ad Ancona quale comandante della Legione Carabinieri. Il generale Nicola Conforti lascia Venezia dopo 2 anni di permanenza per assumere l'incarico di comandante di Legione nelle Marche con quasi 2.700 carabinieri al suo comando. Responsabilità che con piacere mi assumo, mi accingo ad assumere con quel senso di appagatezza. Lascia una Venezia dove ha svolto la sua mansione di carabiniere di prossimità, dice ai giornalisti nei saluti di commiato. Cercando di infrenare quelle aree del territorio particolarmente preoccupanti dal punto di vista della criminalità diffusa. Sicuramente sappiamo quanto Mestre è la zona
prospiciente la stazione ha visto impegnato l'Arma dei Carabinieri assieme a tutte le altre forze di polizia per cercare appunto di portare a una situazione di vivibilità questa parte particolare del territorio, ma ovviamente l'Arma dei Carabinieri è stata impegnata su tanti fronti con campagne di sensibilizzazione diciamo a tappeto e anche con attività repressive. Non a caso solo nel 2024 siamo riusciti ad arrestare in flagranza 7 truffatori che appunto operavano questo tipo di reati a danni di persone anziane. Bisogna mettersi nei panni della gente, dice ancora in conclusione, ricordando su tutti i 2 fatti salienti che hanno caratterizzato la vita del territorio veneziano nei suoi 700 giorni di permanenza qui. L'incidente dell'autobus che ha visto ovviamente perdere la vita a tante persone e che ha visto tutti noi impegnati nell'immediatezza per prestare i soccorsi, ovviamente per operare poi tutte le attività discendenti. Poi ovviamente il noto caso Cecchettini, che ha visto l'Arma dei Carabinieri impegnata per più giorni ovviamente per questo caso. Sono oltre 1 migliaio gli alpini che hanno partecipato a Bassano del Grappa alla dunata della sezione ANA Montegrappa, oltre alle rappresentanze delle altre sezioni dal Trevigiano e dal Bellunesi, anche i gruppi trevigiani che appartengono all'area dal Grappa. Ancora un istante vedremo il servizio di questa giornata importante che c'è stata a Bassano del Grappa, durante la quale le Penne Nere hanno anche lanciato un messaggio ai giovani. Vediamo. Sorridere, sognare, credere. Un messaggio chiaro, quello lanciato dal presidente dell'ANA Montegrappa ai giovani. L'occasione è stata la donata sezionale partita dal ponte di Bassano per arrivare nel borgo di Sant'Eusebio. A sfilare lungo il Brenta, oltre ai gruppi della sezione, anche i laveri degli alpini trevigiani e bellunesi, ma soprattutto i giovani dei campi scuola, fieri della loro esperienza personale e di gruppo. Mi è rimasto dentro il senso di appartenenza a una comunità, il dovere e anche la volontà di partecipare alle azioni di volontariato e anche a manifestazioni come questa. Forte il richiamo all'unità tra generazioni, realtà tra gli alpini ed esempio per la società civile. Siamo una famiglia, siamo fratelli, siamo amici e il segreto è lavorare in sintonia. Ad ascoltarlo in tanti, come ha sottolineato Nicola Finco, sindaco di Bassano. Devo dire che siete uno spettacolo, mi parlano di più di 1000 presenze, 65 gruppi, amici delle sezioni vicine che ci sono venuti a trovare, tantissime famiglie, tantissime persone che quando gli alpini chiamano rispondono presente. Penso che questa sia la più bella dimostrazione della comunità che siamo e che rappresentiamo. E nessuno si è tirato indietro, pur sapendo che la marcia non sarebbe stata breve. Vi posso assicurare è ben oltre la distanza di un percorso di una donata nazionale, ma considerato che tutti ce l'abbiamo fatta, direi di farci un bel applauso a tutti quanti, che è già una bella cosa. Una donata che si è conclusa con il passaggio della stecca al gruppo di Tezze che organizzerà la sezionale 2025, non prima di aver ascoltato il monito giunto dal consigliere nazionale Mario Baggio. La società ha bisogno di noi, è quello che dobbiamo continuare nella nostra missione di quelli che i nostri padri fondatori ci hanno tracciato. Ci fermiamo ancora per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati a questa ultima parte di Focus TG che trascorreremo in compagnia di un gradito ospite, il regista Tommaso Giusto, veneziano, il quale ha appena terminato, possiamo dire, di girare la sua ultima fatica, che è un documentario sui Veneti antichi. Dobbiamo dire che è un argomento di cui non si sa tantissimo e proprio per questo lei ha voluto, diciamo, iniziare un discorso che poi avrà un respiro anche internazionale per quello che riguarda la sua diffusione. Sì, lo stiamo ancora girando. Innanzitutto ringrazio tantissimo per l'invito, lo spazio e per me è un grandissimo piacere essere qui a raccontare questa fatica, come l'ha definita, ed è una grande fatica che sto facendo assieme al mio socio Elvisio Costantini. L'anno scorso abbiamo fondato una casa di produzione che ha un nome antico, Acheron Film,
e questa casa di produzione come vocazione ha voluto raccontare la storia del suo territorio, okay? Almeno iniziare dal suo territorio, e abbiamo deciso di raccontare qualcosa di poco noto, quantomeno le origini da dove risalgono? Da dove veniamo? Ecco, I Veneti Antichi è una produzione che stiamo ancora girando, siamo arrivati al 60-70%, per cui ci aveva quasi preso, ha detto bene, stiamo per finire, manca la più grande fatica, che magari se ha occasione magari se abbiamo occasione di raccontarlo, è la scena master, la battaglia. Dobbiamo fare una battaglia con stuntman, attori in costume, sarà molto, molto complesso, ma ce la faremo. Qual è il periodo storico che viene preso in considerazione? Noi intanto stiamo vedendo alcune immagini, un po' tratte da quello che per ora è stato girato. Questo è proprio l'inizio del film, è l'inizio del giovane Sechene, il futuro generale veneto, che salverà Padova dall'invasione, appunto in questa occasione, in questa scena di questa battaglia che dobbiamo girare, del pirata spartano Cleonimo. E lui da grande, quando sarà più grande, adesso si sta iniziando, è nella fase, sta domando un cavallo, perché i veneti erano allevatori di cavalli, domatori di cavalli eccezionali, perfino accettati come graditissimi ospiti al Circo Massimo di Roma, perché avevano dei cavalli eccezionali. Sì. E lui lo sta domando e stiamo vedendo una parte dell'incipit del film. Raccontiamo anche questo episodio curioso, se vogliamo, anche forse non conosciuto da tutti, e viene raccontato, credo, da Tacito, mi corregga se sbaglio nella storia. Allora c'era un ex generale o comandante spartano che si era dato alla pirateria e arriva con le sue navi alla laguna a quella che era la laguna che poi sarebbe diventata la laguna di Venezia. Esatto, intanto crea sgomento e terrore in tutto l'Adriatico, per cui lì mette a fare fuoco mezzo Adriatico. Dopodiché, attenzione, non sono uno storico, vi prego, sono un regista. Sono un regista e un producer in erba, per cui vi prego non prendete con le pinze quello che sto dicendo. Il nostro conduttore e nostro coerente conoscitore della storia dei Veneti, Danilo Lazzarini, che è protagonista del docufilm, non me ne voglia e so che mi perdonerà per le castronate che dirò. Comunque sì, mette a fare fuoco mezzo Adriatico, arriva conoscendo, perché i Veneti e i Greci in antichità si sentivano cugini, quasi della stessa famiglia, erano tutti fuggiti da Troia, per cui Antenore fonderà Padova, come Enea darà inizio alla poi fondazione di Roma, chi la fonderà poi, per cui darà il seme dell'inizio della fondazione di Roma, per cui eravamo tutti cugini nella grecità. Bene, gli Spartani sapevano benissimo che c'era un popolo, erano i Veneti, e lì sicuramente c'era da razziare, c'era da rubare, c'era ricchezza. Il nostro territorio era considerato quasi un santuario generale, infatti Este, tantissimi posti, tantissime location all'interno del nostro territorio erano considerate quasi salvifiche. L'acqua, il rapporto con l'acqua, potremmo parlarne, ma tornando a Cleonimo, arriva verso le lagune venete e lì trova la gioventù patavina che lo bloccherà e lo sconfiggerà e lo costringerà alla ritirata. Ecco, anche perché qua dobbiamo ricordare, Venezia non era ancora stata fondata, erano già abitate le zone della laguna, che tra l'altro aveva un aspetto morfologico molto diverso rispetto a quello che conosciamo adesso, e alla fine insomma fu una grande vittoria che rimase nella storia da questo punto di vista. Voglio aggiungere non della civiltà rivoaltina, che arriverà un po' dopo, ma qui stiamo parlando proprio dei Veneti, non voglio definirli uganei, però i Veneti quasi dell'Interland Veneto, e poi sì, queste sono differenze che il nostro caro conduttore e narratore non vuole neanche sentire, perché lui vuole parlare di gens venetica. Eravamo veneti, i confini con i Celti fino, voglio dirlo, alla Paflagonia ci definivamo veneti, avevamo questa vocazione quasi, era una coine culturale, non avevamo confini. I confini che conosciamo oggi sono confini ottocenteschi, fatti a squadra a compasso. Allora non c'erano. Tra l'altro lei ha detto una cosa molto interessante per quello che riguarda il nostro rapporto con il mondo ellenico, anche perché la prima volta che si incontra la parola Veneti è uno dei testi più antichi che conosciamo, che è l'Iliade, perché i Veneti erano tra gli alleati dei Troiani. Dei Troiani, Enetoi, è Omero che ne parla, per cui abbiamo questa vocazione un po' mitica anche in questo progetto, e mi piace spiegare in questo contesto che usciremo dal contesto veneto a giorni, perché andremo a girare a Fano
nelle Marche, e la città di Fano ci ospita con orgoglio, perché lì c'è un'associazione culturale che si chiama Simachia Elenon, che ripercorre la Grecia antica, e ci ospitano nei pressi di un'area archeologica e vicino alla Rocca Malatestiana, e lì gireremo, ricostruiremo la fuga da Troia degli eroi venetici. Quindi noi sostanzialmente proveniamo dall'area quasi medio orientale, diciamo, visto che eravamo alleati con i troiani. Noi siamo indoeuropei. Il mito racconta che fuggiamo da Troia, o meglio lasciamo Troia, perché non è che scappiamo con l'inganno, siamo costretti, nostro malgrado. Per cui lasciamo Troia, ce la portiamo nel cuore e la portiamo a casa nostra e rifondiamo sostanzialmente una nuova civiltà, la nostra civiltà, e lì nascono i Veneti. E con questa fuga, raccontando le gesta di Antenore, di Mestele, di Pilemene, che sono il principe dei Meoni, i nostri fondatori, raccontiamo il mito, perché ogni grande civiltà ha un grande mito. E quello di Venezia poi continuerà questa scia. Arriverà un pochino dopo, perché questi fatti che stiamo narrando sono del 300 a.C. Esattamente. più o meno. Io tra l'altro prima ho sbagliato perché era Tito Livio che volevo correggerla, sì, ma comunque esatto. Parliamo di grandezza. sì, in ogni caso. Era Tito Livio, sì, Tito Livio è quello che è il nostro storiografo, è quello che verrà un po' anche preso in giro dai romani per il suo accento veneto, perché lui era orgogliosamente patavino. E comunque sì, che sia chiaro, non raccontiamo la storia recente veneta o quella è storia antica, per cui parliamo in un braccio che va dal V secolo a.C. fino alla romanizzazione. Per cui abbiamo 5 secoli che saltiamo con rapidità, è un documentario molto dinamico con un conduttore narratore, appunto Danilo Lazzarini, e passiamo fra presente, passato e futuro. Il nostro narratore è come se viaggiasse un po' nel tempo, ma non con un'astronave o con uno Stargate. È una macchina del tempo. È un Deus ex machina, passa le soglie temporali con una facilità incredibile, entra sul set e esce dal set, e il pubblico diventa anche un testimone oculare di questi fatti. Bravissimo, esatto, è il nostro Omero. Il nostro Virgilio. Anche se il nostro Virgilio effettivamente, perché Omero era cieco, diciamo, qui no. Sì, infatti si dice dicono. È molto interessante questa operazione, perché quando si parla di storia del Veneto spesso, e giustamente, anche ci si sofferma sulla Serenissima Repubblica. È stata insomma anche la Repubblica più longeva della storia, con 1000 anni, però ci sono queste vicende molto interessanti che ci dicono da dove proveniamo e che sono anche poco conosciute. Esatto, e vogliamo partire dalle origini della nostra storia, perché è appunto poco conosciuta ed è straordinaria. Ti fa capire che le fondamenta della tua cultura sono antichissime, e quando hai queste basi puoi affrontare, secondo me, la vita, il futuro, la conoscenza con una serenità completamente diversa. E come dire, noi siamo orgogliosi di cedere questa parte di conoscenza che ci viene regalata dai testi, dai ricercatori, avvalorata da tutte le entità culturali e professionali del settore, sia archeologico che storico, per cui l'obiettivo è quello di diffondere questo messaggio, perché la cultura è di tutti, e raccontare la storia dei Veneti partendo dalla sua origine per noi è eccezionale, ed è il nostro primo lavoro, e speriamo che possa essere compreso come valore, perché stiamo anche lanciando una campagna fondi, di raccolta fondi. È difficile fare un film. Difficilissimo, ecco perché abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, e siamo partiti dalla Mostra del Cinema con questa operazione all'interno della piattaforma, se posso, produzionidalbasso.com, ricercando i Veneti antichi. La gente può sostenere questo progetto direttamente con un obolo o selezionando una delle nostre modalità di riconoscimento, che sono dei cadeau, che può essere, a seconda dell'entità della donazione, la maglietta del film, il poster o un soggiorno nei Colli Euganei in una struttura termale per una notte. Ecco. Noi siamo partiti con la fuga da Troia dei Veneti, quindi poi questa gloriosa battaglia raccontata da Tito Livio, in cui sono stati respinti gli Spartani. Poi però a un certo punto arrivano i Romani, e lì, diciamo, c'è poco da fare. Il Veneto diventa una regione romana. Tra l'altro proprio recentemente stanno facendo delle scoperte interessanti anche sulla laguna di Venezia. Assolutamente, a Cavallino Tre Porti
Trasporti, che è uno dei nostri partner. Io vorrei ringraziare a ruota tutti i partner che ci aiutano, magari me lo ricorda quando siamo in chiusura, perché ci tengo moltissimo. E proprio Cavallino Tre Porti per noi, e andremo a girare dopodomani una sequenza, è il luogo dove abbiamo già fatto delle riprese di scavi archeologici di epoca romana, per cui post-veneta. Di cosa si è scoperto? Lì una grande villa, ma era anche una villa e una cultura di ostriche, per cui e depositi di sale. La via del sale fino ad Altinum era fondamentale, era un crocevia fondamentale. La laguna era viva, la laguna era vissuta. Cavallino, Equilium, non è solo Jesolo, è un'area molto più ampia. E oggi perché si chiama Cavallino? I veneti erano grandissimi allevatori di cavalli. Ora, questa è una deduzione naturalmente, certo. Non mi spingerei mai a dichiararlo pubblicamente, l'ho appena fatto, ma non è, voglio dire, è illogico non pensare che quelle zone fossero fondamentali per i veneti. E Cavallino Tre Porti, nostro partner, ci sostiene e ci sosterrà durante la produzione, e ringrazio appunto l'amministrazione e il parco turistico di Cavallino Tre Porti per seguire questa operazione con gran orgoglio, perché vogliono che la storia del Veneto e del loro territorio sia raccontata anche non solo in termini turistico e escursionistici, ma anche da un punto di vista storico-culturale, e questo è fantastico. Secondo me per il Veneto è una nuova visione del racconto della storia. Assolutamente, tra l'altro poi ricordiamo che questi resti di costruzioni romane sono state trovate sott'acqua, perché all'epoca la laguna di Venezia non si era ancora formata, per cui esatto. Si è formata in seguito a una violentissima mareggiata. Adesso non ricordo la data, ma ricordo il fatto, mi era rimasto impresso, che chi ne parlava, lo storico che ne parlava, l'aveva definita il più grande disastro dopo il diluvio universale, e in effetti poi creò quella che oggi conosciamo come la Laguna di Venezia, che poi è stata cristallizzata dalle opere della Serenissima. A chi vi rivolgete con questo lavoro? Qual è, lei chi è, se posso chiedere, magari un regista visualizza anche il suo pubblico mentre sta realizzando l'opera? Noi vogliamo che non siano delle persone, ma siano le emozioni protagoniste del nostro messaggio. Vogliamo coinvolgere tutto il nostro pubblico, un pubblico che non è solo veneto, ma è appassionato del mondo storico, è appassionato del mondo anche sconosciuto. È un po' come i documentari, perdonate, non voglio citare un mainstream, però Netflix, che parla di grandi produzioni legate a misteri, eccetera. Il mistero più grande è anche la nostra provenienza. Nessuno sa da dove veniamo e cosa siamo. E noi vogliamo incominciare a mettere un tassello, vogliamo lavorare a un pubblico naturalmente che abbia la capacità di ascoltare, educarlo, e ecco perché il documentario è estremamente dinamico. Intelligenza artificiale in certi punti, quella che fa tanta paura, questa nuova non è nuova, questa innovazione nel modo di lavorare ci aiuterà anche a creare delle animazioni ispirate su dei testi molto precisi, e noi l'intelligenza artificiale la useremo, non tantissimo naturalmente, dove non riusciamo ad arrivare per questione di costi, ma innovazione, ci riteniamo la prima azienda nel settore video cinematografico veneta che introduce all'interno della sua produzione un AI manager. Per cui metteremo un ragazzo veneto, 100% veneto, il caro che è un esperto quindi Mike, di intelligenza artificiale, che si sta specializzando proprio nell'intelligenza artificiale ottimizzata al cinema legato all'antico, per cui trova quei canali che servono per elaborare immagini e video anche, che siano più coerenti possibile con la ricostruzione, con l'ipotesi naturalmente di ricostruzione. Questo abbiamo detto non è assolutamente un'operazione autoreferenziale fatta da veneti per i veneti, ma sarà di respiro. Noi non lo diciamo naturalmente per scaramanzia, ma il respiro è internazionale, cioè non è solamente nazionale. Noi siamo però già arrivati qua alla conclusione della nostra chiacchierata. E le riprese quando termineranno? Allora le riprese termineranno entro l'inverno 2024, la post-produzione è già in atto e terminerà il primo trimestre 2025. L'obiettivo è portarlo. Mostra del Cinema di Venezia, Lago Film Festival, abbiamo girato nel Parco Archeologico Didattico del Livelet. Dovrei ringraziare 1 milione di enti che ci sostengono, la città di Este, i patrocinanti, il Comune di Cavallino, ho già detto, e il Consiglio regionale del Veneto che sostiene dall'inizio la progettualità del progetto, la provincia di Vicenza, Yama Ranch di Montegalda, che è la location iniziale del nostro ragazzino Va a domare il cavallo, e anche
anche Scuderia B19 di Santa Maria di Sala ha ospitato la scena del matrimonio che vediamo, che vedo in quel monitor, e chiedo alla regia se può mandarlo, perché eccolo lì, qua. Esatto, questa è la sequenza, Danilo Lazzarini che conduce, e dietro c'è un matrimonio antico fra, fatalità, così finisco, veneta e romano. In realtà la romanizzazione è un processo pacifico, anzi voluto dai veneti, era la vera e propria amicitia, lo spirito di quella provenienza antica da Troia che univa i popoli, e i veneti poi diverranno romani e i romani veneti. E in effetti con questo potremmo chiudere con la prima traccia scritta. Prima abbiamo parlato dell'Iliade in cui si citano i Veneti, ma proprio fisicamente è stata ritrovata, mi sembra, in provincia di Vicenza. Era un ceppo in cui una stele, e chi l'aveva scritta diceva: sono stato ospite dei Veneti, mi sono trovato molto bene. Venetkens, venetizzato, no? La stele di Isola Vicentina, fantastico, testimonianza eccezionale che noi abbiamo sfruttato per metterci il QR code per la donazione. Per chi volesse donare all'interno dei nostri canali può entrare in produzionealbasso.com e aiutare la produzione. Benissimo, allora quindi un grosso in bocca al lupo per questa operazione che forse stupisce chi arrivi solamente oggi nel 2024, è un merito in più che vi riconosciamo anche, quindi ringraziamo Tommaso Giusto, regista, e gli facciamo un grosso in bocca al lupo come detto, e poi aspettiamo di vedere e poi di discutere assieme di questo bel documentario. Non vediamo l'ora. Grazie a voi che ci avete seguito, vi ricordo che l'informazione di Rete Veneta tornerà questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza, e poi vi ricordo l'appuntamento la sera con Focus, il talk show condotto dal nostro direttore Luigi Bacialli. Arrivederci.